Utili dell'arte vede la collaborazione tra amministrazione comunale e Proloco di Tarzo. Come è nata questa collaborazione? E sappiamo che c'è l'idea di un nuovo catalogo, se ce lo può descrivere. Sì, questa collaborazione nasce proprio perché 14 anni fa Proloco e amministrazione comunale hanno deciso di rivalorizzare questa frazione, un po' perché è splendida, un po' perché 48 anni fa la festa dell'immigrante è nata proprio qui per ricordare i nostri migranti che andavano all'estero. L'idea del catalogo nasce principalmente perché oggigiorno le nostre vite vengono un po' racchiuse unicamente all'interno dei social network, del nostro telefonino, del nostro smartphone. Invece abbiamo deciso che il passaggio di questa 14esima edizione arrivasse anche attraverso una parte cartacea, lasciare una traccia di quello che è stata l'edizione appena iniziata. C'è un invito che vuole fare come presidente della Proloco al pubblico che ci sta guardando? Venite a trovarci perché questi 80 artisti saranno attori della loro arte, entrerete in connessione con voi, pubblico che venite a trovarli, e sarà sicuramente una bellissima spunto di crescita e sicuramente spunto di crescita artistica in ognuno di voi.